Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con i gentleman in sulchi a cavalli di 4 anni, 10 al via, 1 Blue River, Michele Canali, 2 Bryce, Otello Zorzetto, 3 Berenice Mac, Cristoforo Chianese, 4 Brady Poget, Matteo Zaccherini, 5 Blade Runner Lux, Massimo De Luca, 6 Bimbo di Mille Zanichelli, seconda fila 7 Bob Logan, Patrick Romano, 8 Bumsi, Carlo Ballotta, 9 Baby Paz, Michela Rossi, 10 Buongiorno Dipa, Giuseppe Leanza, al rientro dopo lungo tempo. Di galoppo proprio Buongiorno Dipa. Veloce Brady Poget che cerca di scavalcare Berenice Mag, mentre è partito svelto anche Mille Zanichelli con Bimbo di Mille e riesce a sistemarsi terzo lungo la corda davanti a Blue River, ma c'è l'errore Brady Poget squalificato sulla curva dell'allievo di Matteo Zaccherini, che quindi lascia il comando Berenice numero Mag 2 che percorre in 15. squalificato Primi 200 metri, l'errore anche di Bryes. Vediamo spostare all'esterno il guadagno di dentro Blue River, che diventa terza la corda, mentre avanza al largo Michela Rossi con Bay Pass e avvicini i primi. Intanto 37 i primi 400 metri, cavalli sulla seconda curva, si sono formati praticamente 3 pariglie. In vantaggio sempre Cristoforo Canese con Berenice Mag, 47,2 i primi 600 metri dopo il 16,5 della curva. All'esterno Baby Pass, poi l'altra pariglia formata da Bimbo di Mille e Blue River, che ha preso la via del largo, e l'altra è formata da Bob Logan e Boomsy. Giro in 1-2-2, 15 la frazione qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio Berenice Mag, la figlia di Royal Dream, affiancata da Baby Pass. Poi Bimbo di Mille, Blue River all'esterno, accenna addirittura la terza ruota a Boomsy, chilometro in 1,18, tondo. Siamo sulla retta di là con Blue River in anticipo su Boomsy, 4 cavalli a ventaglio. Intanto Berenice Mag cerca di reagire all'attacco portatogli da Baby Pass, che giura già da un po'. Ancora un quartetto affiancato, 15,4 la retta di là. Baby Pass sembra prendere vantaggio su Berenice Mag, che è un po' stanca, ma anche quelli all'esterno fanno fatica. Preso vantaggio Michela Rossi con Baby Pass, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,8, retta d'arrivo. Baby Pass ha preso vantaggio importante, fra gli altri avanza Boomsy al largo e Bimbo di Mille, ultimi 50 metri, ma Baby Pass riesce a vincere davanti a Bimbo di Mille, mentre per il terzo sono vicini Bob Logan di dentro e Boomsy all'esterno. 1,17,5 la media al chilometro per la figlia di Iglesias, Michela Rossi in sulchi, Salvatore Mattera al training, e anche cavalla del quale è anche proprietario, che vince dopo percorso esterno, mentre per il secondo Bimbo di Mille ha la meglio su Bob Logan e Boomsy vicini, per il quale attendiamo il giudizio del giudice d'arrivo per il terzo posto.